inascoltati, invisibili. Incontriamoci e portiamo Crotone in Calabria. Sergio Abramo, ex sindaco di Catanzaro, ha tenuto una conferenza stampa per commentare la sentenza di assoluzione che lo ha riguardato nell'ambito del processo con rito abbreviato dell'inchiesta Why Not, che a suo dire non sarebbe dovuta partire per quanto riguarda la sua persona. Queste inchieste mi hanno fortemente penalizzato a livello personale, familiare, soprattutto politico. Se non è stata una bella cosa, è stato un periodo veramente buio della mia vita. Mi dispiace perché qualcuno aveva deciso di colpirmi politicamente. Quindi mi dispiace e credo che a esserne penalizzata sia stato anche la città di Catanzaro. Per tutta la giornata di ieri una rappresentanza degli operai dell'impianto chimico ex Sasol di Crotone ha protestato davanti al Palazzo del Comune. Nel pomeriggio, dall'incontro in prefettura sulle vertenze lavorative, è emerso che si punta ad impugnare il contratto di affitto dell'azienda, stipulato da Spaggiari, riattivando la GRES. L'imprenditore ha infatti ammesso di avere difficoltà economiche nel gestire l'impianto da solo. Stamattina è previsto un incontro al Comune per valutare gli esiti della trattativa. Si è svolta stamani a Reggio Calabria una manifestazione di protesta contro la decisione di Trenitalia di eliminare alcuni convogli. Alla mobilitazione promossa dai sindacati FILT, FIT, UGL, Orsa, FAS Ferrovie e svoltasi davanti alla stazione ferroviaria hanno aderito le amministrazioni comunali di Locri e Paola, il comitato dei sindaci della Ionica, l'arcivescovado di Locri Gerace, il Codacons, i comitati dei pendolari, la di Consum. La carcassa di un capodoglio lungo 11 metri è stata trovata ieri sulla spiaggia di Praia a Mare, lungo la costa tirrenica cosentina. L'esemplare era già morto quando è giunto sulla battigia, in località Fiuzzi, perché in avanzato stato di decomposizione. Sul posto è intervenuto personale della Guardia Costiera di Maratea e Praia a Mare, che hanno circoscritto l'area per ragioni di sicurezza e informato i centri specializzati di Napoli e il WWF. Antonio Di Pietro, leader di Italia dei Valori, ieri pomeriggio nel Teatro Rendano di Cosenza ha aperto la campagna elettorale a sostegno di Pippo Callipo, durante la quale ha dichiarato: credo che se è vero come è vero che i cittadini devono essere informati quando vanno a votare, il momento massimo di informare è proprio negli ultimi 30 giorni. E questa parte dice che si può parlare di politica meglio che negli ultimi 30 giorni è esattamente il bavaglio di regime. L'ex PM ha continuato dicendo che in Calabria ci sono liste non limpide, mentre le liste dell'IDV sono certificate dall'antimafia. Ieri mattina all'Unical di Cosenza i professori Francesco Altimari e Raffaele Perrelli hanno presentato il progetto Emigranza, stranieri e migranti nelle arti e nella società. Le attività promosse saranno caratterizzate da giornate di studio, proiezioni di film e documentari, seminari e conferenze con ospiti stranieri, con lo scopo di aprire un'ampia riflessione sulle tematiche dell'immigrazione e dell'emigrazione. Perché ancora oggi esiste un divario di sviluppo tra il Mezzogiorno e il resto del paese? Questo uno dei temi di cui si è discusso ieri mattina presso l'Aula Magna dell'Università della Calabria, in occasione del convegno Il Mezzogiorno e la politica economica dell'Italia, organizzato con la Banca d'Italia. Il convegno ha inteso riproporre l'idea che la questione meridionale è una questione nazionale. Tra i relatori Nicola Gratteri, procuratore aggiunto della DDA di Reggio Calabria, che ha relazionato sul problema mafia ed economia. Presentato a Catanzaro presso il Caffè Letterario Poliziotta per amore, il libro di Nando Dalla Chiesa, dedicato a Manuela Loi, l'agente di polizia morta nella strage di Via D'Amelio del 92. All'incontro hanno partecipato, oltre all'autore, Simona Dalla Chiesa e l'assessore Antonio Argirò. Dal libro è stato tratto uno spettacolo teatrale che si terrà per la prima volta questa mattina presso l'Auditorium Casalinuovo dedicato alle scuole. Battere l'Albino Leffe per centrare al più presto il primo obiettivo stagionale, la salvezza. E questo lo scopo del Crotone di Lerda, che alle 15:30 ospita i bergamaschi allo Scida. Chiuderà la 28ª giornata di Serie B la Regina, che nel posticipo di lunedì 8 marzo farà visita al Piacenza. Domani invece andrà di scena la 26ª giornata di Lega Pro. In prima divisione il Cosenza attende al San Vito il fanalino di coda Potenza. In seconda turno esterno per Catanzaro e Vibonese. I giallorossi vanno a Barletta, i rossoblù se la vedranno contro l'Isola Liri.